Pensiero del giorno, martedì 27 agosto. Impegnarsi per il bene comune. La manifestazione particolare dello Spirito è data a ciascuno per il bene comune. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 7. Questa parola di vita si riferisce alle grazie e ai doni particolari che lo Spirito Santo aveva diffuso tra i cristiani. Lo Spirito Santo aveva diffuso tra i cristiani di Corinto. Si trattava dei doni della profezia, dell'insegnamento, dell'assistenza e di altri che avevano lo scopo di promuovere la vita della comunità. Egli vuole dirci che tutti questi doni, naturali o per grazia, vengono da Dio ed Egli ce li ha dati per servizio degli altri e per il bene della comunità. Come possiamo vivere bene questa parola di vita? Mi sembra che essa evidenzi due indicazioni. La prima è un invito a mettersi a servizio della comunità. Per alcuni può significare utilizzare meglio alcune qualità o talenti che forse non funzionavano. Per altri può significare dare un orizzonte più ampio al proprio lavoro, prestando maggiore attenzione ai bisogni del prossimo affinché diventi un vero servizio ai fratelli. La seconda indicazione è quella di stare in guardia dall'individualismo. Questa parola di vita ci dice che il bene della comunità dipenderà soprattutto dal saper lavorare insieme ai fratelli in uno spirito di amore reciproco e di unità. Chiara Lubick, stralci dal commento della parola di vita del giugno 1987. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.